Tra gli interventi messi in atto, particolare rilievo certamente ricoprono quelli a difesa del litorale, fondamentali per dare sicurezza al territorio, ma importanti anche per le positive ricadute sul piano turistico. Il problema della difesa delle coste è un problema che va affrontato considerando diversi aspetti. Per la Regione Veneto, il nostro Dipartimento ha fatto uno studio su tutti i litorali del Veneto. Siamo riusciti a individuare le criticità e individuare le possibili soluzioni tratto per tratto. Il problema dell'erosione può essere affrontato utilizzando o degli interventi strutturali, ad esempio i pennelli, quelle scogliere in roccia che tutti conosciamo, cioè con delle opere in pietrame, oppure un versamento di sabbia che si chiama ripascimento artificiale. Sono delle soluzioni che prevedono degli interventi periodici, cioè ogni anno bisogna mettere un certo volume di sabbia e ogni, per esempio, 10 anni vanno fatti dei grossi apporti di sabbia o rinforzo delle strutture esistenti. In realtà una soluzione duratura non esiste, perché i fiumi non portano abbastanza sabbia al mare e quindi le spiagge sono necessariamente in una condizione critica di erosione. Regione Veneto, sicurezza sempre al primo posto.